Una forte scossa sismica è stata calcolata al 6° grado della scala Mercalli, è stata registrata stamane in Friuli. L'epicentro si trova in prossimità del monte Monticello. C'è stata naturalmente molta paura, ma nessun danno importante. I problemi delle zone terremotate del Friuli sono stati esaminati stamane a Palazzo Chigi. All'incontro presieduto dal Presidente del Consiglio Moro hanno partecipato il Ministro dell'Interno Cossiga, il Commissario straordinario Zambelletti, che ormai esauriti i compiti previsti dalla legge sulla protezione civile ha lasciato questo incarico, e il Presidente della Giunta regionale Friuli Venezia Giulia Comelli. Moro ha espresso viva considerazione sull'opera compiuta dagli organi regionali nel far fronte ad una situazione tanto grave e difficile e ha assicurato il Presidente della Giunta che i prefetti di Udine e Pordenone continueranno a prestare nella regione le assistenze di competenza statale e assolveranno i compiti di coordinamento delle attività degli organi dello Stato. Sull'opera che la regione ha svolto e intende svolgere abbiamo sentito il Presidente della regione Comelli. Presidente, sono passati oltre 2 mesi dal terremoto del Friuli e la gente della zona teme di essere dimenticata. Si è addirittura parlato di crollo della speranza dopo il crollo delle case. E mi pare che anche l'esodo è in aumento. Ma la Regione che cosa sta facendo? Come si sta muovendo in concreto? Beh, io credo innanzitutto, mi consenta di dirle, che parlare di crollo della speranza sia quantomeno intempestivo e io aggiungo anche distruttivo. Siamo coscienti del pericolo dell'esodo e anche dell'emigrazione e noi ci siamo mossi in Consiglio regionale, come Giunta regionale, per predisporre tutti gli strumenti legislativi per il ripristino delle abitazioni, per la ripresa del settore industriale, artigianale, commerciale, per quello agricolo, per predisporre in sostanza gli strumenti e quindi anche i programmi per intervenire ed affrontare questa situazione affinché la gente non abbandoni i propri paesi e quindi resti sul posto. Sì, ma i mezzi finanziari? Beh, i mezzi finanziari predisposti con la prima legge dello Stato non sono certamente sufficienti ed io oggi nell'incontro avuto con il Presidente del Consiglio onorevole Moro ho sottolineato questa particolare esigenza che deve a mio giudizio formare oggetto e un punto prioritario del nuovo governo. Lei sa che in qualche modo l'inverno è alle porte in montagna, lei lo sa bene perché è della zona e la gente sta nelle tende. Certamente questo è il problema più grave e più urgente, noi ne siamo perfettamente coscienti. Ecco, e a questo riguardo devo dire che il piano da noi predisposto prevede l'acquisto di prefabbricati provvisori che consentono una sistemazione più adeguata e più confortevole per circa 30.000 persone. Le prime consegne di questi elementi prefabbricati, ecco, questo è importante, avverranno alla fine di luglio e poi via via lungo le settimane successive con il termine della consegna al 30 settembre. Ecco, quindi io credo che noi siamo in grado di poter far fronte a questo che è il problema più grave, perché come lei diceva l'inverno da noi arriva prima che da altre parti, in particolar modo nelle zone montane e non soltanto nelle zone montane. A questo riguardo io anche vorrei dirle, anche in relazione a talune insinuazioni che io respingo nel modo più sdegnato, ecco, talune insinuazioni dovute a malafede o a cattiva informazione, ecco, che hanno riguardato o potrebbero interessare la correttezza amministrativa della nostra regione, della quale rispondo e contro la quale noi intendiamo reagire, se del caso anche attraverso le vie legali.